Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Maltempo, allerta arancione in Sicilia orientale. Molti comuni, scuole chiuse per l'arrivo di un ciclone tunisino che nella parte orientale dell'isola porterà piogge e venti forti. Strage di Via D'Amelio, la procura di Caltanissetta ricorre contro la sentenza che ha assolto i 3 poliziotti accusati di depistaggio. La procura insiste sul coinvolgimento di soggetti estranei a Cosa Nostra. In un video l'aggressione al turista polacco in pieno centro a Catania. Nelle immagini si vede un extracomunitario il cui fermo è stato convalidato che prima insegue il turista per rubargli il telefono, poi lo strattona fino a farlo cadere violentemente per terra. Ragazzi dentro, siamo entrati nel penitenziario di Catania Bicocca per raccontarvi le storie dei giovani detenuti e di chi li accompagna nel loro percorso di recupero. Calcio, Palermo fuori dai play-off di Serie B. I rosanero si fanno rimontare in casa 2 gol dal Brescia e perdono l'ultimo posto utile per continuare la corsa alla Serie A. Buongiorno e ancora benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale questa mattina con le notizie del maltempo che è arrivato o comunque in arrivo in buona parte della Sicilia orientale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione che interesserà appunto la zona orientale dell'isola con forti piogge, venti e mareggiate. Il servizio. Piogge abbondanti e forti raffiche di vento in arrivo in Sicilia. Dopo il maltempo di inizio settimana, un nuovo ciclone sta risalendo dal Nord Africa e per domani la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione sul settore orientale dell'isola, nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Messina, e di allerta gialla per la zona occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori sono attese tra il versante orientale dell'Etna, dove si trovano i comuni di lingua glossa, zafferana, e i peloritani. Secondo gli esperti meteo, tra Capopassero e Messina ci saranno forti mareggiate con alte onde che potranno creare allagamenti sulle strade dei litorali e danni agli stabilimenti balneari. A Catania annullato il Lungomare Fest. L'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l'automobile, di evitare i sottopassi stradali, di non utilizzare mezzi a 2 ruote, non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d'acqua. Nel giro di appena una settimana la Sicilia viene interessata da un altro ciclone particolarmente profondo, particolarmente intenso per quella che è la climatologia del mese di maggio. Questo ci induce a pensare che si tratta di un effetto indiretto del cambiamento climatico. Il passaggio di questo nuovo ciclone dovrebbe essere relativamente rapido. Domenica i fenomeni lentamente si attenueranno con il tempo che resterà instabile. E alla luce dell'aggravamento delle condizioni di maltempo, delle previsioni meteo e dei probabili scenari meteorologici negativi, come misura straordinaria di emergenza, il commissario straordinario del Comune di Catania, Pietro Mattei, ha stabilito che oggi, sabato 20 maggio, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, vengano sospese tutte le attività didattiche. Pertanto gli alunni non dovranno recarsi a scuola per evitare rischi connessi agli spostamenti. Rimarranno chiusi anche i parchi comunali, il Giardino Bellini e i cimiteri. Depistaggio sulla strage Borsellino. La procura di Caltanissetta ricorre in appello contro l'assoluzione dei poliziotti accusati del depistaggio delle indagini per la strage Borsellino, una istanza di nuovo processo dai toni molto duri. Torna ad accusare l'ex questore deceduto Arnaldo La Barbera e insiste sul coinvolgimento di soggetti estranei a Cosa Nostra. Il servizio.
Il depistaggio nell'inchiesta sulla strage Borsellino ci fu e l'ex questore Arnaldo La Barbera operò per inquinare le prove, imputare soggetti innocenti e così nascondere gli interessi di apparati diversi della mafia nella strage. Lo sostiene la procura di Caltanissetta, che in una lunga istanza d'appello contesta la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, che si è concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato di calunnia aggravato contestato ai poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e l'assoluzione del terzo poliziotto imputato Michele Ribaudo. Per questo la pubblica accusa chiede adesso un nuovo processo in appello per quei reati. È dimostrato in maniera incontrovertibile il coinvolgimento nella strage del 19 luglio 1992, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, anche di soggetti estranei all'associazione mafiosa Cosa Nostra, sostiene la procura. Le prove del coinvolgimento di questi soggetti estranei alla mafia sarebbero la tempistica della strage, che non coincide con gli interessi mafiosi, e la strana presenza di appartenenti al servizio di sicurezza pubblico attorno alla vettura blindata del magistrato negli attimi immediatamente successivi all'esplosione. Tutto, secondo i pubblici ministeri, contrasta con la ricostruzione della sentenza di primo grado, che esclude che La Barbera, che nel frattempo è morto per cause naturali, abbia agito per favorire i boss e che porta alla esclusione dell'aggravante anche per i poliziotti imputati e alla conseguente prescrizione dei reati contestati. La fotografia del dottor Arnaldo La Barbera, che le risultanze probatorie ci consegnano, secondo i magistrati, è quella di un ufficiale di polizia giudiziaria in realtà legato mani e piedi ai servizi segreti civili, contrariamente a quanto sostenuto in maniera incomprensibile dal tribunale. Duro il documento della procura, che arriva a definire contraddittoria la sentenza, piena di un'estenuante copia e incolla da precedenti sentenze, prova della difficoltà dei giudici a valutare le molte prove acquisite. Stiamo a Palermo per la cronaca, erano poco più, anzi sono poco più che bambini, ma già segnati dalla violenza. Ci sarebbe una dolorosa storia di bullismo dietro l'accoltellamento di un 14enne da parte di un ragazzino di 11 anni. Quest'ultimo pare fosse stanco di subire le angherie del compagno di scuola. Parla Marco Gulla. Sono stato aggredito da un compagno di scuola più piccolo. Il 14enne, accoltellato ieri a Palermo da un 11enne, lo ha detto mentre lo stavano curando nell'area critica del pronto soccorso dell'ospedale civico. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una dolorosa storia di bullismo. L'11enne avrebbe subito continue angherie. Così ieri è andato a scuola con un coltello e al termine delle lezioni l'ha colpito in via Guastella, a pochi metri dalla scuola che frequentano entrambi. Siamo stati oggi al pronto soccorso del civico, dove il 14enne è ricoverato in condizioni per fortuna non gravi. Il ragazzo ha condizioni cliniche stabili, non presenta in questo momento rischi evolutivi ed è trattenuto solo a scopo precauzionale per valutare a distanza di tempo questa lesione determinata a livello polmonare, che però non desta sinceramente preoccupazione. Cosa è successo? Le ha detto qualcosa il ragazzino? Beh, il ragazzo non ha parlato delle circostanze con noi, ma con le forze dell'ordine. Sappiamo che c'è stata una colluttazione con un coetaneo, con un minore, che lo avrebbe aggredito con un'arma da taglio, procurandogli 2 ferite al torace e alle mani, evidentemente nell'intento di difendersi. Una lite che poteva avere conseguenze peggiori. Abbiamo chiesto ad un insegnante che da anni studia il fenomeno del bullismo cosa può scatenare una ferocia così dilagante da parte di un adolescente. Una rabbia del genere è frutto di una rabbia repressa nel tempo, quindi sicuramente il bambino avrà subito per diversi giorni e per diversi mesi quello che potrebbe essere la forma di bullismo, che proprio in quanto reiterato nel tempo poi ha sfociato in questa aggressione che ha portato a questa tragica vicenda. La scuola oggi è rimasta chiusa per disinfestazione, bocche cucite, nessuno parla dell'accaduto e forse il problema di una nuova ed ennesima storia di bullismo è proprio questo.
Adesso torniamo a Catania, ci occupiamo della vicenda del turista polacco aggredito. Prima lo segue, poi lo avvicina, lo strattona violentemente, lo spinge per terra. Il resto è una storia che già conosciamo, di quest'uomo polacco aggredito nel primo centro storico di Catania, che si trova da giorni in rianimazione all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Ma ciò che non avevamo ancora visto sono le immagini dell'aggressione. Adesso è stato diffuso il video che mostra tutto. Il servizio. Eccolo il video dell'aggressione al turista polacco, l'uomo di 35 anni che dal 12 maggio, dopo essere stato rapinato di un iPhone, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania. Il suo caso ha suscitato un moto di indignazione generale. Siamo in Via Neve, nei pressi di piazza Stesicor, in pieno centro. Un giovane extracomunitario irregolare, probabilmente di nazionalità magrebina, segue il turista. Vediamo il polacco in jeans e scarpe da ginnastica, sembra accorgersi di essere seguito e prosegue. Dietro di lui, in tuta nera, l'extracomunitario che ad un tratto lo afferra, lo colpisce al volto. La vittima cerca di reagire, poi cade a terra, batte la testa. In ospedale arriverà con una grave emorragia cerebrale. Il polacco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, le sue condizioni restano gravi. 3 giorni dopo, il 15 maggio, l'extracomunitario viene fermato. La polizia è arrivata a lui incrociando testimonianze, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e controllando i social network. Il giovane è stato fermato con ancora gli indumenti indossati il giorno della rapina. Ha tentato la fuga per 2 volte, opponendo resistenza agli agenti della squadra mobile che, dopo averlo bloccato, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Il GIP di Catania, accogliendo la richiesta della procura, ha poi convalidato il fermo dell'extracomunitario che si trova nel carcere di Piazza Lanza. Deve rispondere di rapina, percosse, lesioni gravissime e omissione di soccorso. Il tema della vita in carcere è tornato di attualità negli ultimi giorni a causa degli ultimi episodi di cronaca, riguarda anche i giovani. Siamo entrati nel carcere di Bicocca a Catania per raccontarvi le storie di ragazzi detenuti e quelle di chi li segue nel loro percorso di rinascita. Il servizio di Giusy Lazzara. Ci sono le sbarre, i cancelli di ferro e la sorveglianza della polizia penitenziaria. Entrando nel carcere minorile di Bicocca a Catania, le barriere con l'esterno sembrano però allontanarsi. Il tempo di oggi non è il tempo dell'arresto, lo hanno scritto i ragazzi caduti nella spirale dei guai e toccato il limite. Diego Luigi, 21 anni, e Franco, 24, i nomi sono di fantasia, in carcere da più tempo. Hanno commesso reati quando ancora erano minorenni. Gli sguardi diretti negli occhi, la voglia di dimostrare che qualcosa è cambiato. Ci sono giornate tipo che uno può essere un po' più così, però alla fine si sa, se uno tipo si è qui dentro si sa perché o quello che ha fatto, e perciò uno si deve prendere le sue responsabilità anche, ha capito? Non può causare tipo dei danneggiamenti o queste cose, sa che ha fatto un errore, anche l'errore devi stare. Nelle aule i ragazzi seguono le attività quotidiane, dalla scuola ai corsi professionali di informatica, alle lezioni di alfabetizzazione per i detenuti stranieri. C'è anche un orto solidale in un terreno strappato alle erbacce. Si sta insieme quasi tutto il giorno. Alle 8 di sera si entra nella cella per dormire e la porta si chiude a chiave. Libertà significa tutto, essere libero, un uomo libero, diciamo, con la mia età che ho, è bello essere fuori, fare determinate cose come fanno tutti gli altri ovviamente. Libero, essendo libero di tutto, che nessuno ti dice niente, nessuno fa niente, cioè, ti obbliga a fare qualcosa, cioè libero, essere liberi. Poi c'è fuori, oltre le mura e le sbarre, un altro mondo da scoprire con occhi nuovi. Uno qui dentro poi cambia e quando esce vede il mondo tutto in maniera diversa. Io me ne sono reso conto quando andavo a lavorare fuori, cioè prima vedevo il mondo in un determinato modo, sono uscito e tutte quelle che erano le mie certezze, tutto quello che io conoscevo del mondo è totalmente scomparso e è cambiato tutto. Il gazebo in mezzo al giardino è diventato un'area per accogliere i parenti in visita dei minori detenuti. Tutto racconta della cura e dell'impegno di chi da 30 anni vive accanto ai ragazzi e non solo per lavoro. Io vorrei che ci fosse invece un modello proprio operativo costante in cui un ragazzo che è pronto per la fuoriuscita o per fine pena o perché accede a una misura alternativa alla detenzione abbia un sostegno strutturato di accompagnamento educativo all'esterno. Questo ancora non c'è.
Adesso ci occupiamo di monitoraggio delle acque del mare, un obbligo che svolgono gli operatori dell'ASP. Noi siamo andati con un troupe a seguire i lavori nel mare di Aci Trezza. È andata per noi Lorena Dolci. A bordo del gommone messo a disposizione dalla riserva delle Isole Ciclopi, i tecnici dell'ASP di Catania sono pronti per la missione speciale, verificare la qualità delle acque. Sono 15 punti sotto controllo nel litorale catanese monitorati periodicamente. Oggi tocca ad Aci Trezza e noi ci imbarchiamo con loro. Qui nel porto è pienissimo di meduse, guardate, ce ne sono centinaia, di tutte le dimensioni. Circumnavighiamo l'isola Lachea, la più grande di questi scogli suggestivi, per raggiungere i 2 punti dove effettuare i prelievi. Tra i primi parametri da controllare, la temperatura del mare. 18 gradi? 18 gradi. Non c'è bisogno di essere climatologi per capire quello che sta succedendo. Lo sa anche il nostro capitano, un vecchio lupo di mare. In base al periodo, secondo me, c'è un paio di gradi in più. Ci stiamo tropicalizzando. Siamo all'imboccatura del porto vecchio di Aci Trezza e quello che vedete alle mie spalle è lo scarico a mare Fognario, uno scarico incriminato perché riversa in piena riserva e che dovrà essere collegato attraverso il collettore al depuratore di Catania di Pantano d'Arci. Dalla costa qua questi liquami vengono dispersi oppure voi di solito che tipo di risultati avete? C'è quando va bene, c'è quando va male e quando va male si fanno le limitazioni. La normativa nazionale ne prevedeva di più campionamenti. Con l'entrata in vigore delle normative europee il campionamento è ridotto una sola volta al mese. Secondo lei è sufficiente una volta al mese? Secondo me no. I campioni d'acqua così raccolti vengono inviati al laboratorio dell'ASP che controlla la carica batterica, colibatteri ed Escherichia coli. Le indicazioni vengono poi trasmesse al comune di Aci Castello per gli eventuali provvedimenti da adottare. Il sindaco non sembra preoccupato. L'anno scorso, ad onor del vero e grazie a Dio, i risultati sono stati sempre ottimi. Le speranze sono però appuntate sul completamento del collettore che dovrà collegare la fognatura a Pantano d'Arci. Ci sono stati dei problemi con gli enti gestori dei sottoservizi per gli spostamenti dei sottoservizi dove si devono realizzare le vasche di sollevamento. I lavori dovrebbero completarsi nel maggio del prossimo anno, poi ci vorrà del tempo per le altre procedure. Nel frattempo questo, come altri canali, continuano a scaricare in mare. Sotto di noi scorre il canale di Aci Trezza, un canale di scolo. Guardate con che potenza affluiscono queste acque melmose e non vi dico l'odore disgustoso, acque che poi finiscono in mare. E adesso la politica, sono 12 i parlamentari siciliani che entreranno a far parte della nuova commissione parlamentare nazionale antimafia. Sono rappresentati tutti gli schieramenti politici, tra loro anche l'ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato. Il servizio. 12 siciliani per la Commissione Nazionale Antimafia. L'organismo parlamentare si costituirà il 23 maggio, non certo una data qualunque, una come le altre. Proprio martedì prossimo, nell'anniversario della strage Falcone, infatti è stata convocata la Commissione parlamentare antimafia per procedere alla sua costituzione. Il tutto avverrà nella sede di Palazzo San Macuto. Lo ha reso noto in aula a Palazzo Madama il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. A far parte della commissione sono stati chiamati ex magistrati come Roberto Scarpinato, eletto coi 5 Stelle, ma anche parlamentari indipendenti di area, De Luca come Daphne Musolino. In commissione anche il segretario del PD siciliano Anthony Barbagallo, ma anche Vincenza Arrando, Raul Russo di Fratelli d'Italia, Salvatore Sallemi, Daliana Ternullo, Anastasio Carrà, Giuseppe Castiglione, Francesco Gallo, Giuseppe Provenzano, la leghista Valeria Sudano. La pattuglia regionale sarà dunque molto nutrita. In complesso i parlamentari che comporranno la commissione sono 49, dunque un quarto verranno dall'isola. Il presidente sarà quasi certamente Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, su di lei però c'è Bufera, l'opposizione la indica come vicina alla versione nera negli anni passati. Lei nega di aver qualsiasi cosa di cui vergognarsi, ma i 5 Stelle propongono 2 alternative, gli ex magistrati Cafiero De Rao e il siciliano Roberto Scarpinato, ma difficilmente queste indicazioni passeranno in sede di votazione giorno 23. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi parleremo di calcio, del disastro del Palermo, subito dopo la pubblicità.
Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia di questa mattina. Parliamo di calcio, cominciamo con il Palermo che ha pareggiato 2-2 al Barbera contro il Brescia e dice addio ai playoff per la promozione in Serie A. La Regina segna al 94esimo e sorpassa al photo finish i rosanero che avrebbero comunque dovuto vincere la propria partita. Il servizio. Il sogno playoff si trasforma in incubo al 94esimo quando la Regina segna il gol del vantaggio sull'Ascoli e sorpassa il Palermo nella corsa playoff. Rosanero che pareggiano al Barbera 2-2 con il Brescia, fuori dai playoff. Palermo che chiude il campionato al 9° posto ma ha tanto da recriminare e da rimproverarsi. In vantaggio per 2-0 a fine primo tempo si è fatto rimontare da un Brescia che era ormai al tappeto e che invece si è rialzato ritrovando la strada dei play-out. Ancora una volta una squadra che mostra due facce, cala definitivamente il sipario sulla stagione del Palermo e dire che la gara si era incanalata immediatamente sui binari giusti. Brunori fa subito centro, assist di Tutino, il numero 9 rosanero stoppa e calcia col destro sotto l'incrocio dei pali, sotto lo sguardo di Andrenacci. Esplodono gli oltre 32.000 presenti al Barbera. Il Palermo controlla il match, non rischia quasi nulla, così prima della fine del primo tempo trova il raddoppio. Questa volta è Brunori a fare assist per Tutino che non sbaglia. 2-0, ci sarebbe anche il 3-0 ma viene annullato per fuorigioco. Il secondo tempo è tutta un'altra partita. Il Brescia entra in campo e domina da subito. Prima un gol annullato di Aie su assist di Karacic dopo 3 minuti dalla ripresa, poi il gol valido al 54esimo con Rodriguez. Il Palermo è stordito e dopo 3 minuti arriva il pareggio. Verticalizzazione di Ward che vede il colpo di testa vincente di Aie. Si gela il Barbera, è 2-2. Il Palermo prova a tornare in vantaggio, sarebbe sempre playoff anche con il pareggio, ma al 94esimo la Regina segna contro l'Ascoli e scorrono così i titoli di coda sulla stagione dei siciliani. Il Barbera fischia e canta meritiamo di più. Agli spareggi per la promozione vanno Regina e Venezia. Palermo che deve accontentarsi di aver mantenuto la categoria, ovvero l'obiettivo designato ad inizio stagione dal City Group. Adesso parliamo del Messina perché l'ACR Messina è in vendita. Il presidente Pietro Sciotto ha consegnato simbolicamente il titolo sportivo al sindaco Basile per fare da garante nella cessione del club. 2 le trattative in corso. Il servizio. Sofferta ma inevitabile, ragionata e non istintiva, la decisione del presidente Pietro Sciotto di cedere il Messina potrebbe essere però, come l'anno scorso, una nuova provocazione per far uscire allo scoperto possibili acquirenti, salvo poi non trovare l'accordo. C'è chi pensa invece che Sciotto sia rimasto un uomo solo al comando, senza le condizioni per proseguire la sua esperienza nel club giallorosso. Dopo l'annuncio il presidente ha incontrato il sindaco Federico Basile, chiamato a fare da garante nella cessione. Da oggi il Messina è in vendita. Non ci sono più le condizioni di proseguire. Sono contento di quello che ho fatto. Ricordo che nel 2017 il Messina era fallito. Tante chiacchiere in quel mese di luglio. Tutti dovevano presentare manifestazioni di interesse al sindaco. Pietro Sciotto solo, dalla provincia di Messina, di Gualtieri si camminò, ha presentato richiesta di essere iscritto al campionato. Senza quella mia richiesta, un pezzo di carta, il Messina sarebbe partito, non so, terza, seconda, prima categoria, non lo so. E questo è importante. In questi anni ho vinto un campionato di Serie D e ho garantito oggi per il 3° anno consecutivo il professionismo, la Serie C. Quindi un campionato vinto e 3 da disputare la Serie C. 2 trattative in corso ma c'è distanza economica tra le parti. La prima con un imprenditore romano nel settore cinematografico che ha già provato in passato senza successo l'acquisto dell'Alessandria e del Catania. L'offerta minore ma forse più solida riguarda invece un piemontese con origini siciliane che ha interessi a Dubai nel settore della navigazione. La mia decisione è irrevocabile. Mi auguro che si trovi un presidente serio e tifoso come me e che possa fare meglio di me.
Agli interrogativi sul futuro si contrappone la certezza di dover pagare entro il prossimo 20 giugno 3 mensilità alla squadra per evitare punti di penalizzazione nella prossima stagione, al momento nel segno della più totale incertezza. E con il Messina chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, la prima del mattino. Adesso vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.